Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio mia compagnia, anche se sono in ritardo, sono puntualmente leggermente in ritardo. Bene, oggi è venerdì, dunque è giorno particolare perché è il giorno che il Marietto ed io dedichiamo alle pulizie radiestesiche, dunque ai protocolli di riallineamento, di riequilibrio. Pertanto questa sera alla fine della diretta mi dedicherò a questo. Il Marietto comincerà prima, io mi prenderò cura dei miei assistiti, dunque alla fine di questa diretta. Bene, detto questo, vi ricordo che siamo presenti su Facebook, nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo, dunque se ancora non l'avete fatto chiedete pure, fate l'iscrizione al gruppo, siamo pronti ad accogliervi. All'interno dei gruppi, tra l'altro, condividiamo circuiti radionici, riflessioni sull'ermetismo, ma anche su argomenti comunque dell'esoterismo o i link ai nostri video esplicativi. Vi ricordo tra l'altro che nei nostri canali, il canale YouTube del Marietto Veneziano, che si chiama proprio Marietto Veneziano, e il mio canale YouTube, troverete moltissimi video di approfondimento dei vari argomenti di cui noi ci occupiamo. Dunque troverete sicuramente spunti o insegnamenti o addirittura qualche piccolo rituale. Dunque cercate nelle playlist dove sono stati raccolti per argomenti i vari video, oppure appunto seguiteci nelle dirette, comunque sempre ben felici di stare in vostra compagnia. Tra l'altro è da anni ormai che è online il sito ilcapitano.altervista.org, è il sito che oserei dire il numero 1 in Italia per la diffusione della radionica, soprattutto la radionica gratuita, a livello gratuito. Infatti all'interno del sito, nelle varie sezioni, troverete molte dispense all'interno delle quali sono raccolti circuiti radionici per ogni occasione. Le dispense hanno una breve descrizione per quello che è l'utilizzo del circuito e come metterlo in uso. Vi ricordo comunque che le brevi spiegazioni non sempre sono sufficienti. Potrete trovare comunque i video di spiegazione sul nostro canale YouTube, dunque sta a voi rimboccarvi le maniche, approfondire, studiare. Ricordatevi che nel percorso spirituale, nel percorso di miglioramento, nessuno deve o può togliervi le castagne dal fuoco, è tutta opera e frutto del vostro sudore, della vostra fatica, dunque rimboccatevi le maniche, fermo restando che il Marietto Veneziano e la sottoscritta sono sempre disponibili, siamo sempre disponibili per consulti privati a pagamento, durante i quali, oltre che risposte su questioni che vi stanno a cuore o ricerche, indagini di vario tipo, siamo anche disponibili per insegnare. Dunque non esitate a contattarci. Un consulto in privato ha un costo di 20 euro e una durata di 45 minuti. Benissimo, detto questo, vi ricordo inoltre che sempre sul sito ilcapitano.altervista.org troverete una sezione shop all'interno della quale potrete appunto scoprire quali sono i nostri servizi a pagamento e di cosa eventualmente di cosa potrete usufruire nel caso in cui ci siano situazioni che richiedono un supporto, un aiuto. Sempre ovviamente vi consiglio una valutazione, siamo in grado comunque di individuare per voi la strategia migliore. Bene, detto questo, vedo che ci sono degli amici collegati, mi fa sempre molto piacere trovare appunto delle persone che hanno desiderio, voglia di condividere il loro tempo con noi. Io sono comunque qui per darvi una risposta gratuita e rispondo in ordine di arrivo. Vi ricordo che per porre la domanda in modo corretto o quantomeno in un modo che preveda una possibilità di risposta, un'attendibilità della
di un numero, insomma, di maggiore percentuale, ho necessità che mi scriviate il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Vi ricordo sempre che è la domanda la chiave di lettura per la risposta delle sibille, dunque tutto dipende da come impostate la domanda, da cosa chiedete. Più è chiara la domanda, più potrà essere chiara la risposta. È ovvio ed è scontato che, mancando l'occasione e la possibilità di una chiacchierata, poter anche interpretare in modo corretto i molteplici significati che alcune carte portano con sé non è sempre facilissimo. Dunque manca, come dire, un pregresso, manca un po' uno storico, però farò del mio meglio. E vi ricordo inoltre che se mi chiedete di controllare per un'altra persona, oppure su una persona che vi riguarda, sta a cuore, vi chiedo gentilmente di mettervi il nome e la data di nascita anche di questa persona, è molto importante. Dunque, no segno zodiacale, perché quello lo deduco io da sola con la data di nascita. No nomi puntati, no lui, lei, non mi aiuta. E io passerò oltre. Dunque non perdete tempo a scrivere una domanda che non ha questi requisiti. Ve lo ripeto: il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata chiara e nome e data di nascita dell'altra persona. Se risponde a questi requisiti l'avete fatta bene, l'avete formulata bene. Bene, io direi di cominciare intanto con i saluti e poi passo a rispondere alle domande. Dunque, buonasera Marietto, che poi tra l'altro è la regia. Dunque, buonasera, che sorpresa. Buonasera Chiara, buonasera Federica. Bene Federica, mi sembri un nome nuovo, mi fa piacere. Buonasera Valentina, buonasera Rossella, buonasera Antonio, buonasera Stella, buonasera Selli, buonasera Doriana, buonasera Stefania, buonasera Dora, buonasera Assunta, buonasera Mara, buonasera Nadia e Lisa che ha scritto e cancellato. Dunque, allora o ha ripensato alla domanda oppure non rispondeva ai requisiti. Comunque, buonasera anche a te Lisa. A proposito del cancellare la domanda, alla fine della diretta potrete rimuovere eventualmente la domanda dai commenti, così se volete tutelare eventualmente la vostra privacy. Diversamente siete liberi ovviamente di fare come meglio preferite. Comunque eventualmente potete cancellarla anche se anche immediatamente dopo che vi ho risposto. Benissimo, allora vi chiedo di essere partecipi, perché spesso durante la stesura mi capita di dovervi chiedere qualcosa, cioè non sempre, però è successo. Dunque, gentilmente restate lì, perché se io interagisco da sola non ha molto senso. Dunque partecipate, perché mi fa molto piacere. Bene. Benissimo. Ah, vedo che, che anche Lisa ha scritto che non sentiva bene. Ok, va bene. Rita, buonasera Rita. Direi di cominciare. Perfetto, cominciamo pure. Cominciamo dalla prima domanda in ordine di arrivo, che è di Valentina. Mi raccomando, venite puntuali. Io non lo sono, dunque avete già quel margine per arrivare e bruciarmi sul tempo. Anche perché, rispondendo in ordine di arrivo, le probabilità che io riesca a rispondervi nell'arco della diretta chiaramente aumentano. Dunque mi raccomando, vincete voi sul tempo, battetemi. 21:30, Ovviamente vi ricordo tra l'altro che lunedì sarò nuovamente in diretta, sempre alle 21:30, sempre sul mio canale YouTube, e poi mercoledì saremo in diretta insieme, il Marietto Veneziano e io. Ovviamente lì ci sono ogni tanto degli imprevisti, le serate prendono una piega un po' diversa, ma sempre all'insegna comunque del massimo rispetto e di una simpatia ovviamente anche nei vostri confronti. Dunque, ritorniamo a Valentina. Sto effettuando
Vediamo, in bocca al lupo Valentina, ma cominciamo a vedere un pochettino, 14 aprile 86. Allora, tanta preoccupazione, tanta ansia, un po' come dire, sembra proprio che ci sia uno scuotimento interiore. Allora, cara Valentina, Valentina, alla fine ce la fai, perché guarda che abbiamo già qui una, una bella chiusura. L'esito parla di un piccolo imprevisto, ma la cosa interessante sembra nella linea del passato. È interessante fino a un certo punto perché ormai è passata, dunque non influisce più in modo significativo sull'esito, però sembra che probabilmente ehm, vedo comunque c'è un gran signore qui nella linea del passato, dunque una presenza, qualcuno che ti è accanto, magari ha cercato anche di aiutarti o che ti ha creato, come dire, un momento di, forse ha stimolato in te il fatto di prendere una decisione, di valutare l'andamento di alcune cose e di magari chiederti se stavi seguendo la tua reale vocazione. È possibile, non so se tu questo corso lo abbia fatto interrotto in passato, se abbia già provato a sostenere una verifica, una prova, perché in tal caso vedo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Dunque, al presente ti vedo un pochettino preoccupata. Non so se il dispiacere che leggo qui effettivamente è legato al colloquio con una persona a te cara, una tua conoscenza, e dunque diciamo che è possibile che forse tramite questa conoscenza tu sia venuta a sapere qualcosa che ti ha messo un po' di preoccupazione, magari la materia o gli argomenti della verifica, della prova, dell'esame, non so cos'è che farai alla fine di questo corso, oppure una serie di situazioni che ti stanno dando il tormento, sembra che in qualche modo siano anche alimentate dalle informazioni ricevute. Diciamo che è un momento dove sei un po' in ansia. In futuro però le cose sembrano andare decisamente meglio. Tanto per cominciare si direbbe che una persona, forse qualcuno che con te sta facendo questo corso, oppure eh, una persona comunque a te vicina, ti darà un aiuto, oppure in qualche modo, più che un aiuto, sembra che tu riceva comunque una specie di proposta. Ehm, Potrebbe essere una proposta di collaborazione. Dunque, questo apre chiaramente in te delle cose molto positive. Vedi che qui sembra proprio che non solo avvenga il superamento dell'esame o della prova, del corso, ma anche la possibilità di un inserimento lavorativo. Dunque, ritengo che per te la cosa, a dispetto di ritardi, preoccupazioni, notizie un po' preoccupanti, comunque la cosa procederà molto, molto favorevolmente. Allora, qui c'è un colloquio lontano. Lontano significa non lontano nel tempo, bensì io non sappia quando sarà la fine di questo corso. È chiaro che però sembra che ci sarà questo colloquio evidentemente in una sede diversa dal paese in cui vivi, oppure che sarà possibile che arrivino delle bellissime notizie, delle cose interessanti appunto da lontano. In ogni caso, questo colloquio, questo che potrebbe essere anche, ripeto, magari il colloquio di valutazione finale, creerà dei pensieri e qualche piccolo imprevisto, però
di base abbiamo già visto che comunque la cosa andrà in porto. In bocca al lupo allora Valentina, in bocca al lupo. Andiamo avanti, vediamo un pochettino la domanda di Rossella. Spero di non saltare nessuno, non mi era mai capitato fino alla volta scorsa, perciò chiedo scusa, guarderò 2 volte per essere sicura di rispondervi secondo l'ordine di arrivo che vedo qui. Dunque chiedo scusa, vediamo, dunque Valentino rispondo a Rossella, che vuole sapere se c'è il ritorno di Sergio. Rossella il 5 aprile 59, Sergio il 5 marzo. Allora, vediamo un po'. Vi ricordo tra l'altro che per dare modo anche a persone nuove che nel tempo immancabilmente si aggiungono durante le dirette, quando vi avrete ottenuto la vostra risposta, lasciate passare un po' di tempo affinché io possa rispondere anche a domande di persone nuove. Allora, Rossella, il ritorno con Sergio. È un po' bloccata la situazione in questo momento. Allora, no, non vedo il ritorno, almeno non nel tempo indagato dalle sibille. È comunque difficile stabilire il tempo che riguarda l'interrogazione di questa stesa, perché le sibille parlano per evento piuttosto che per tempistiche, però possiamo ragionevolmente pensare che nei prossimi mesi non dovrebbe esserci. Perché dico questo? Nel passato sembra che l'unione con questo Sergio sia stata estremamente interessante, ma anche molto movimentata. Adesso si vede, no, che c'è la superbia e la unificazione, ma anche di protezione, almeno quando è vicino a carte positive. Lo dico per gli amanti, per quelli che amano studiare le sibille, che amano questo mondo e che anche ascoltando le interpretazioni delle persone imparano qualcosa. Dunque, quando è in mezzo a carte positive ha un significato di amplificazione, ma anche benevolo, di protezione. Dunque moltiplica sia la positività ma anche il dinamismo. Allora è possibile, non so, che abbiate viaggiato molto oppure che lui si dovesse spostare spesso per raggiungerti. Comunque sembra proprio non solo che fosse positivo, ma anche che rispondesse a delle aspirazioni che potevi avere nei confronti di una coppia. Diciamo che le carte sono molto belle per quello che è riguardato il vostro passato. È nel presente che qui la cosa non c'è. Allora, tanto per cominciare, qua compare una donna o molto avanti negli anni, dunque magari una madre molto anziana di Sergio, oppure può anche indicare una ex, una persona con cui lui ha condiviso un lungo percorso del passato. Dunque, in ogni caso inquadra una situazione duratura, qualcosa di longevo, sia che si tratti di una situazione, sia che si tratti di una persona. Dunque, cosa vedo qui? Che o appunto in questo momento è in visita presso questa figura, oppure può indicare che
c'è una situazione che in qualche modo si è mossa nei confronti di una persona con cui lui ha avuto già rapporti nel passato. Adesso non significa che chissà cosa stia succedendo, però questo comunque lo tiene un pochino lontano. Ancora dice una carta questa di separazione, come se non, ovviamente questa situazione attuale lo lasci pensare a te, ma non agire. È come se fosse un pochino una situazione raffreddata. Allora, nel prossimo periodo effettivamente però qualcosa di positivo avviene, sembra una conferma di un sentimento, ma anche uno sblocco. Solo che con questa carta mi viene di dirti che o lui comunque, nonostante senta di provare un sentimento ancora, che dura ancora per te, comunque sia molto combattuto. Dunque è lì che pensa, ma pensa non in modo positivo, si mette davanti un sacco di pensieri tra i positivi e i negativi, e un po' vivrà una forma di abbattimento, cioè non lo vedo agire. Allora, qui potrebbe anche, in un certo senso, darti qualche sorpresa, però con questa carta del dispiacere la sorpresa potrebbe non essere proprio positivissima, oppure eh, magari può parlare magari di un figlio che in qualche modo, non so se lui abbia figli, però è possibile che insomma questa cosa, vedi, non la vedo ingranare, sebbene ci sia ancora un sentimento. Però l'esito non sembra molto possibilista. Vedi, la carta del vedovo parla sì di rimpianti e sicuramente lui rimpiangerà qualcosa, ma parla anche di cose che sono chiuse. E tra l'altro chiuse e c'è anche un grado di difficoltà dato da un qualcosa che non viene detto con sincerità. Dunque c'è un qualcosa che risulta ambiguo, che porta ancora appunto non permette forse di lasciare andare, c'è ancora quella specie di tristezza. Attenzione, questo può valere anche per lui, può essere anche lui che nonostante tutto provi malinconia, però devo dirti una cosa, perché non mi sento comunque di dire che non tornerà mai, del resto nessuno mai dire mai, no? Perché l'ultima carta è una carta che comunque pone in un'attesa più positiva. Dunque, secondo me avverranno dei movimenti comunque, ma o lui avrà delle preoccupazioni che possono essere di natura personale, magari di salute lui, ed è questo che probabilmente lo porterà a rivalutare determinate cose, oppure in ogni caso, nonostante il sentimento che può avere, è molto incerto sul da farsi. Ancora bisogno di tempo per valutare la situazione. Bene, passiamo alla prossima domanda e rispondiamo a Stella. Stella, tu ti chiami Stella? Perché non vedo Stella Azzurra. Come ti chiami però? Me lo scrivi per favore il tuo nome? Allora, io ringrazio Silvia che ha scritto una cosa che ovviamente a una persona come me piace tantissimo. Grazie, grazie Silvia. Allora, Stella, scrivimi per cortesia il tuo nome di battesimo, perché non riesco a capire se Azzurra, Stella, come ti chiami? Ho bisogno, per favore, del tuo nome di battesimo. E allora, mentre aspetto che mi scrivi, sperando che tu mi scriva, significa che hai sentito quando ho detto stai lì, rispondo a Sally. Allora,
Vorrei sapere in che rapporti sono Antonio, 15 febbraio 88, e Lucia, 1990, non è sufficiente per me. Ho bisogno della sua data. Dunque, passo avanti. Federica. Ah, Cinzia, benissimo. Stella ha risposto che si chiama Cinzia. Perfetto, ricordatevelo il vostro nome, mi raccomando. Allora, Cinzia vuole sapere se troverà un legale adatto per la sua causa in appello di riconoscimento paternità. 3 dicembre del 72. Allora, tutto gira intorno all'individuazione di un avvocato. Vediamo come andrà. Allora, dunque un avvocato che riesca ovviamente nel modo migliore a tutelare i tuoi interessi. Vediamo. Le sibille che ci rispondano alla tua domanda, Cinzia. Allora, ma guarda, questa mi è caduta anche prima, quando ho fatto però mi è caduta insieme anche alla carta del pavone, che come ho detto amplifica. Allora, dunque c'è sicuramente, oltre che tutta una serie di frustrazioni anche importanti che probabilmente stai vivendo, ehm, potrebbe anche, come dire, riguardare, cioè il fatto del riconoscimento sembra che comunque riguardi anche, cioè non neanche il riconoscimento, questa ricerca in sta cominciando a diventare spendiosa. Allora, vediamo comunque il messaggero porta delle novità. Vediamo un pochettino. Mm. Allora, ti chiedo Cinzia solo una cortesia, anche se la domanda riguarda l'individuazione dell'avvocato, del legale, insomma. La, come dire, sei tu che vuoi il riconoscimento della paternità o è lui che vuole poter riconoscere suo figlio? Te lo chiedo perché ho visto una cosa particolare. Non si impegnano tanto, infatti. L'ho visto che cominci. Sì, io del padre biologico, va bene. Ok. Perfetto. Allora, vediamo un po', te lo spiego perché la prima cosa che viene è che effettivamente già in un'occasione la cosa non è andata come doveva e questo ovviamente si è come dire, ripercosso anche su un aspetto, un fronte di natura economica. Ehm, Dunque, diciamo che è una situazione ovviamente dove probabilmente non so se il padre biologico, comunque se le sibille stanno dicendo che questo gran signore è lui, è comunque una persona che economicamente potrebbe tutelare il figlio e ovviamente questo aiuterebbe anche te in un certo senso, perché comunque ehm, eh, ti aiuterebbe nella misura in cui tu sei ovviamente intenzionata ad aiutare tuo figlio. Dunque c'è una forma comunque di giusta rivendicazione. Comunque un primo legale qui sembra che comunque si sia un poco interessato, però in realtà, guarda, sono più le false promesse che ti fanno e magari per avvicinarsi o per ottenere l'incarico sembrano prometterti delle cose, ma in realtà poi hai la percezione che ti trascurino. Dunque questo senso di incertezza ovviamente ti dà frustrazioni. Allora, io penso che la cosa importante sia di non reagire, come dire, presa da una frustrazione, perché potrebbe spingerti magari a agire magari d'impulso, ok? E questo
non ti aiuterebbe. Devo dirti che nemmeno nel prossimo periodo vedo tanta fortuna nell'individuare il legale giusto, perché con la presenza del vedovo, del dispiacere, dei sospiri, sembra che diventi difficile veramente individuarlo, questa persona. È un po', non so se magari c'è effettivamente la possibilità di rivolgersi a una donna più giovane, probabilmente c'è un avvocato che è leggermente più giovane di te in età, che non è del posto, dunque la vedo lontana, non lontanissima, o donna proviene da un'altra regione e si trova lì, oppure è in una città diversa dalla tua, comunque è un po' più giovane di te. Non so neanche se è già in corso il contatto con questa persona. In ogni caso c'è questa possibilità, solo che non sarà un granché, vedi, queste carte non promettono bene. Sembra che ci sia un rimpianto ad aver magari dato l'incarico o a dare l'incarico a questa persona. E comunque anche nel prossimo periodo comunque ci sono dei ritardi, degli slittamenti e anche un'udienza sembrerebbe bloccata. Dunque, ancora non ti vedo io trovare qualcuno di valido. Attenzione, il qualcuno di valido però c'è nell'esito, magari non è validissimo, però qualcosa si muove. Anche qui hai la sensazione che alcuni ostacoli lavorino proprio contro di te, dunque c'è qualche cosa che vedi fa fatica a incalzare, però guarda, la frustrazione c'è, questa è comparsa anche al taglio, continua a comparire questa carta e se è già comparsa per la terza volta per te, un motivo c'è. È comparsa quando mescolavo è caduta insieme a questa. Al taglio c'era questa insieme al dottore e dunque adesso ce la ritroviamo giusto appunto anche nell'esito, il che chiaramente indica che potrebbe tra l'altro capitare, oltre che la frustrazione dei tanti che hai dovuto cambiare, anche la possibilità che a un certo punto ti troverai nella difficoltà di dover scegliere candidati. Ok, dunque il problema sarà che non è facile individuare, perché i nomi sono tanti, però è possibile che comunque alla fine, dopo tanta pena, si direbbe che poi ci sia motivo di cui rallegrarsi. Comunque non è subito e anche questa carta rimanda a qualcuno più lontano. Forse non so se c'entra, perché non so neanche da dove mi scrivi, ma potrebbe indicare qualcuno che vive in un posto o vicino a un lago o un posto di mare o vicino a un fiume. Bene, detto questo, certo che ti hanno deluso in molti, da quello che ho visto. Andiamo avanti. A chi tocca? Allora, ho risposto a Stella che sarebbe Cinzia, Selli non riesco perché Lucia c'è solo il 1990. Allora, non so la data completa. Selli, la risposta sarà un po' quella che sarà. Ci provo, ma sai che io preferisco sempre avere qualche dato in più. Vediamo. Antonio, 15 febbraio 88 e Lucia. In che rapporti sono? Vediamo un po'. Ah, c'è un flirt.
Sicuramente è un rapporto spensierato. Allora, guarda, qui, nella linea del passato, ehm, mette in risalto, stavo guardando le date per capire più o meno di che personaggi, stiamo parlando, perché perché qui sembra che sia cominciata comunque una corrispondenza o comunque un incontro, qualcosa di interessante o durante una prova, una verifica, un corso di studi, un esame, un colloquio, perché questa è una carta che indica questo tipo di situazioni, ma può anche indicare che, probabilmente questo ragazzo, questo Antonio, comunque è una persona piuttosto carismatica, piacente, che piace, corteggiato, anche perché la carta dell'allegrezza al cuore parla anche dei flirt, dunque dei corteggiamenti, ehm, di un certo dongiovannismo, però piacevole. Comunque questo tipo di incontro probabilmente, diciamo che più lei sembra che si sia un pochettino presa, almeno nella linea del passato. Qua la situazione però, vedi, sta subendo un cambiamento. Dunque, anche se c'è comunque è un cambiamento, ma potrebbe voler dire che il cambiamento vede, un coinvolgimento, seppure non estremamente significativo da parte di entrambi. Allora, c'è come dire un pensiero di incontrarsi. Ancora non sembra che sia accaduto qualcosa, più che altro sembra che lei sia fin da qualche tempo fa coinvolta, dunque è scattato qualcosina e attualmente però sta cambiando qualcosa, in positivo ovviamente per loro, con un pensiero okay, di avere qualcosa in più. Però comunque che c'è già forse una situazione pregressa, dunque io non vedo però il ladro, il che significa che non vedo tradimenti. Non so se loro hanno perché non so chi siano questi 2 qui. Non so se sei tu Lucia o se no, perché dici che non sai la data completa di lei, dunque tu non sai chi sia lei, non sei lei. E non so però come si sono conosciuti, che cosa cioè dalla tua domanda ci sono scarsissime informazioni. Per questo ti dico, non so, eventualmente però vedi che c'è una situazione che li tiene un pochino distanti a causa di altri legami che devono avere, e che comunque sono positivi per queste persone. Dunque, sebbene ci sia un certo grado di intimità e simpatia, però è più, come dire, quella specie di toh, potrebbe essere un'occasione, ma non è detta che sia colta. Dunque, anche se c'è eventualmente una cosa un qualcosa, però è fine a se stesso, okay, dunque non vedo un qualcosa di infatti come vedi c'è magari il desiderio e l'aspettativa, ma c'è anche il dispiacere, dunque è un'aspettativa che non viene appagata e comunque resterebbe più che altro su termini molto superficiali. Dunque, sinceramente io non vedo un qualcosa che vada oltre il flirt, anche perché c'è dispiacere proprio vedi il dispiacere l'amante, dunque è perché
questo comunque non c'è, non avviene quello slancio. Dunque il dispiacere copre o si mescola il significato dell'amante. Dunque, insomma, in poche parole, non è un qualcosa che va al di là di un flirt o una reciproca magari attrazione, per carità, però quella che sembra che inizialmente sia stata un po' più coinvolta è lei. Mm? Va bene, andiamo avanti. Ricordo che con così poche informazioni non è facile darvi le risposte. Allora, dunque, oh Rosy, buonasera e buonasera anche Manuela. Bene, allora andiamo avanti. Addirittura il team dei moderatori di Google ha rimosso un commento che non ho avuto neanche il tempo di leggere, non so che cosa sia stato scritto lì. Comunque è stato cancellato. Va bene. Allora, vediamo un po', visto che abbiamo risposto a Selli, di andare avanti a Federica. Andiamo da Federica. Oh, io non mi sono accorta che qui sono presa io dalla diretta. Allora, ormai ho detto che rispondo a Federica, vediamo un po', vorrei sapere se riuscirò ad avere i soldi che mi devono con l'avvocato del lavoro. Federica, 5 agosto 66. Vediamo un po'. Vediamo Federica se riesci ad avere i soldi che avanzi, insomma, che ti devono con l'avvocato del lavoro. 5 agosto 66, grazie Sibilla. Allora, questa persona si sta dando tanto da fare, sta proprio cercando di aiutarti. Dunque, qui in questo senso ci troviamo ben seguite. Allora, diciamo che qualcosina c'è, è una lotta però. Allora, considera che partiamo dalla linea del passato dove attendevi delle notizie, attendevi qualche cosa che ti doveva venire riportata, dunque qualcosa che sicuramente poteva esserti molto utile, ma che però, dunque, questo qualcosa, nonostante, vedi, l'attesa sembrava positiva, in realtà ha decretato una chiusura, la fine di qualcosa. Dunque, non so se si è trattato appunto di una comunicazione di fine di interruzione rapporto con il lavoro, qualcosa che comunque potrebbe anche non essere stato giustificato, come se improvvisamente avessero interrotto così la vostra collaborazione, ma con soddisfazione, nel senso, con una forma di amarezza, di rimpianto. Allora, vedi che le carte del presente sono piuttosto difficili, dunque lo so che la situazione tra l'altro si è fatta anche pesante a vedere così le carte, perché ovviamente questa mancata somma ti porta ad avere preoccupazioni su come gestire e tenere in piedi la tua casa, la tua situazione. Dunque tu fai conto molto su questa somma. E in effetti ci sono delle possibilità già nel prossimo periodo, perché probabilmente un legale o una situazione può essere molto positiva. Allora ti spiego. La carta del gatto normalmente è una carta insidiosa, lo è sempre in qualche modo perché c'è una sorta di ambiguità, però
parla anche di opportunismo e dunque può rivelarsi non solo opportuno l'intervento del legale, ma anche che sarà svolto in tempi e modalità furbe, cioè valide, e questo porterà effettivamente, vedi che c'è denaro e allegrezza al cuore, dunque una soddisfazione e il conseguimento, il raggiungimento appunto dello scopo. Però questa carta in una posizione così un po' mi lascia pensare, perché comunque parla ancora di un cambiamento, dunque potrebbe o sancire la chiusura finalmente di questa situazione, e una chiusura che, boh, finalmente la situazione va a chiudersi, oppure fatta questa cosa qua potrebbe anche cambiare le cose, nel senso che è una carta che bisognerebbe vedere dopo se non si appellano, ok? Però in ogni caso sembra proprio che daranno ragione a te. Mm? Allora, cosa vedo qua? Amica, ladro, delirante e gran signore. Dunque, o un'amicizia si è trasformata in una inimicizia, e non so fino a che punto, oppure comunque una situazione armoniosa, cioè in un contesto sereno, devi fare attenzione perché ci sono dei rischi sommersi. Comunque è possibile che nella situazione lavorativa dove tu avanzerai appunto le tue richieste sacrosante, si inventeranno qualche cosa o qualche falso testimone o qualche cosa che porterà un pochettino di confusione. Ma devo dirti che il Gran Signore è pronto, ok? Dunque l'avvocato che tu hai è una persona in gamba. Ora non so chi sia, ma è una persona preparata e probabilmente non si farà raggirare da questa cosa. Va bene? Ok. Bene. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi ricordo tra l'altro che sono disponibile per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti, dunque se volete un approfondimento individuale, dunque privato, durante il quale appunto durante il tempo di questo consulto potrete farmi tutte le domande che rientrano nel tempo. Io sono a disposizione, potete contattarmi al mio numero che è il 347 8702 622 per prenotare il vostro appuntamento. Contattatemi preferibilmente tramite messaggi, così che se sono già durante un consulto io non riuscirei comunque a rispondervi. Dunque mandatemi il vostro messaggio, io prontamente, appena possibile, vi rispondo. Bene, detto questo, vi ringrazio tantissimo, ora vi saluto, vi auguro un ottimo fine settimana. Io adesso proseguo il mio lavoro perché, come ho detto all'inizio della diretta, è dedicato ai riequilibri e riallineamenti energetici, dunque ora avrò il mio bel da fare con le persone che assisto appunto per aiutare, per dare una mano, per sistemare certe situazioni che magari sono ingarbugliate a livello energetico. Bene, detto questo, vi auguro veramente un buon proseguimento e grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo lunedì alle 21:30 sempre su questo canale. A presto e buona serata.